Ciao a tutti, benvenuti. Voglio fare una piccola dimostrazione di come poter mettere anche la foglia oro, foglie d'argento, rame, eccetera, eccetera, sul nostro materico atmosfera. Quindi, giorno anteprima abbiamo fatto il nostro materico. Il nostro materico l'abbiamo lasciato bello rustico, quindi abbiamo dato prima l'aggrappante, dopo l'aggrappante gli abbiamo dato una rasatina sempre di questo colore qua e poi siamo andati un po' a macchiarlo qua e là sempre con atmosfere, lasciando questi solchi eccetera eccetera, per dare proprio l'essenza di, non so, di un pianeta, una terra, un fango, però veramente dal vivo è molto particolare e bello, Quindi facciamo una dimostrazione un po' veloce perché ovviamente ci vogliono i suoi tempi per sia la missione e la foglia oro, però vi faccio vedere un po' qualche pezzettino come potremmo fare una bella decorazione. Allora, andiamo con un pennellino a prendere un po' di missione e andiamo un po' a metterla dentro a questi buchini, no? Non tutti, così sparsi qua e là, giusto per avere. Possiamo anche dare qualche punto per dire un po' tratteggiato, così prende non prende la foglia oro, questa è ancora in fase di asciugatura, e vediamo qualche altro punto che ci può interessare, tipo questo solco, quindi lo andiamo proprio a profilare solo all'interno. Atmosfere, vi ricordo che è un materico a base di calce, nella linea Decoriamo Noi, un buon materico, non c'è neanche un secchio, niente. Sono secchi da 24 kg, non fa odore, assolutamente zero odore. Quindi una volta passata la missione, diciamo, dobbiamo attendere circa 15 minuti che lei proprio diventa, diciamo, tipo appiccicosa, no? Anche mezz'ora, però in questo video purtroppo ve lo faccio vedere tutto un po' in fretta, no? Eccoci qua. Quindi andiamo a prendere il nostro bel foglio di foglia oro, ci vuole un po' di pazienza a metterla su, ragazzi, perché veramente si frantuma. Guardate, con un pennello ce la possiamo andare un po' a schiacciare all'interno. Qui non è preso bene. La missione si vede che non ha fatto il suo effetto, ovviamente ci vuole il suo tempo, ragazzi, però non è un problema che l'andiamo a ripassare più abbondante. Adesso quindi lasciamo un po' la nostra foglia riposare
Adesso riproviamo in questa zona dove si è staccata prima, ecco qua, adesso sta bella su. Abbiamo ripassato in qualche punto di qua anche, guardate. E quindi diciamo man mano anche che siamo andare avanti con la nostra missione togliere qualche pezzo qua in eccesso per non sprecare tanti fogli di foglia oro, ci andiamo a mettere qua e là, guardate, proprio veramente sembrano tipo dei satelliti, crateri. Beh, bello. Dopodiché, diciamo, lasciamo su la foglia oro per circa 15-20 minuti, la possiamo lasciare anche un po' di più, non è un problema, sto trovando il mio pennellino. Dopodiché, che diciamo, la missione ha fatto il suo percorso, che si è incollata bene con la foglia, con un pennello andiamo a spolverare. Però vi ripeto, meglio sempre aspettare, qua è per mostrarvi tutto accelerato, però è meglio aspettare i suoi tempi. Guardate che bello. E quindi poi man mano andiamo a fare la nostra parete. Questo è un piccolo esempio e guardate che bello, che belle, guardate, così andiamo avanti senza problemi. Adesso dall'Accademia Liso è tutto, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio sempre di seguire il mio canale YouTube, grazie a tutti, buona giornata.